prima di continuare con altre considerazioni, vorrei ricordare quel che ha scritto Cacciari in proposito. O dicevi prima, si tratta di due opere incomplete, però in realtà hanno le qualità di un lavoro innovativo, un lavoro propositivo, Dante stesso dice prima di me nessun altro ha trattato questi argomenti. E questo è l'importante, perché non si può presumere di conoscere completamente Dante senza fare ricorso anche a questi trattati minori ma importantissimi. Ecco, come dicevi, le lingue illustre che Dante ha al Vacirint è destinate alle poesie. Al parares, come dicevi prima, è che a lui interessi le possibilità di trattare in poesie argomenti di altissimo livello, anche speculativi. In realtà, come voglio dire dopo le Divine Commedie, Dante ammette anche una gradualità stilistica per cui uno stile umile, un stile medio, uno stile eccelso che corrispondono in qualche maniera alle tre cantiche de commedie. È un peccato che il de vulgari eloquenzia al sede incompleto perché lui a un certo punto promette di trattare alle fin ideales inferiors, così dite. Addirittura all'ores là sempre poi in dettaglio fin a considerare il linguaggio che si dopre all'interno des fameis. Sarebbe stato un lavoro interessante, purtroppo non è arrivata a concludere il suo discorso. Sempre Cacciari, a proposito di questi propositi di Dante, dice che sono stati i poeti a da fonde in qualche maniera all'italiano, anche se non era quel l'intento di Dante. E allora io mi sono domandato se il pensiero di Dante sia in qualche maniera trasferibile a qualche riflessione sulle poesie furlane. E a questo proposito, in prime battute, ho pensato, ma quando vi ho avuto una riflessione poetica sull'uso del furlan? E come Cosintarin, de voce di Fabiano Fantini, ho deciso di proporre il sonetto in laude delle lingue furlane di Girolamo Sini, os intersistenti. Ormai, fin dal Cinquecento, le questioni linguistiche avevano stabilito che il linguaggio modello era il toscano, quindi in qualche maniera Dante aveva avuto una vittoria che non aveva neanche Cirude. E appunto Girolamo Sini dal Siscento invece fa una poesia di proteste e dice che il furlan ha le pari dignità e ogni lingua ha le stesse dignità. In laude de lingue furlane. Al par al mont, cui scrive in rime, al sei tenuto a fallo par toscan, sei pur cui compogni napolitan, lombard o d'altre tiere o d'altri clime. Io l'hai par un abus, parce con stime, quel cil sol sei ricche vebi a man, dut quel di biel cutiat in curuman. Nico ad altri par nas mostri la cime. Io non so di pare che in tal Friul la frase sei miglior sin sparniciade di italian, francese o di spagnol. Perché l'istoria ven tanta mirade? Lo Monte Biel ha vint par cui cuvul tante varietà in se siarade.
Ecco, per necessità, queste considerazioni li limiti, e anche in maniere un po' disordinate, alle poesie del Novecento. È stato osservato, e ho dicevi prima dalle schiale stilistiche che Dante al propone, che Dante sì alle ricerche delle lingue illustre, ma al stesso tempo ha dato prove di una grande capacità plurilinguistica. E allora io ho pensato che potevo fare un parallelo con Pasolini. Anche Pasolini ha cercato in qualche maniera di creare una sua lingua illustre e come Dante anche lui si è sentito debitore di poesie provenzali. Però allo stesso tempo il Pasolini romanziere ha dato prove grandonis di plurilinguismo e continua a sottolineato ben queste robe. Però il plurilinguismo di Pasolini riguarda dialetto anche fuori delle nostre patrie del Friuli. E allora l'ultima considerazione che vorrei fare è questa. Si è discututo e si discute anche mo in Friuli sulle opportunità che i poeti adoperino le varietà dal loro paese, delle loro zone. Ecco, io sono convinto che queste sono le strade giuste. Se in Friuli ho avuto prove poetiche di valore, e sono stati scritti di Giacomini, di Pasolini stesso, anche se il suo Furlan non è un Furlan come di autentico, ecco, da un certo punto di vista, di Ida Vallerugo, di Bartolini, di Crick, di Witt, e io penso sempre alla novella Cantarutti e al suo Rivière, quando qualcuno ha voluto tradurre una sua poesia dal suo dialetto di Navarons in Coinè. Ecco, allora, questa mi pare che possiamo dire che Dante aveva a Ciri dai dialetti le possibilità di elevare alle lingue poetiche. Noi, secondo me, lo facciamo, o meglio, lo fanno che i poeti che scrivono le loro varietà, le loro varianti furlane senza preoccupazioni né di coinè né di normativi per quel che riguarda anche le grafie ufficiali, tutti questi smenadi. Semmai, ecco, quel che ci insegna Dante è che dal divulgare eloquenza altiate anche di quel che va cirint proprio dai poeti migliori che in Italia o in Francia avevano dato prove, insomma, di poesie eccellenti. Ecco, semmai questa lezione può trasferirsi e può essere tradotta così. Cui Calul scrive poesie, ha di nutrirsi di poesie.
alla di frequentare tutte le tradizioni e tutto il canone a manculo occidentale. E queste, secondo me, è stata l'elezione di Pierluigi Cappello, che poi voltis ha affermato queste robe e che le sue produzioni furlane ha saputo veramente fare dal furlan lingua illustre e ha saputo veramente innovare. Lui si vantava di aver, per esempio, introdotto le poesie furlane il sonetto minore. Ecco.